portafoglio. Bill li usava come difesa, forse loro fanno lo stesso. Sì, lo vedo. Forza! Signori, rieccoci qui su The Last of Us, parte 1 Remastered, PS4. Allora, avevamo appena aperto il cancello, fatto fuori un po' di gente. Su, forza! Andiamo qua. Dai, salta. Andiamo a visitare un po' in Niente lungo, quartiere. in Niente largo. di niente. Sì, mi aspettavo di vedere qualcuno. Entriamo. Qui è chiuso. Sei mai stato in questi posti? Cosa, un'università? Già. No, non da studente almeno. Perché no? Ah, ero molto giovane quando ho avuto Sara. Sei stato sposato? Per un po'. Cos'è successo? Ok, Troppo? troppo. Un po' troppo, sì. Andiamo a piedi, vai là. Ah, mi vieni dietro adesso, bene. Raccogliamo un po' di cose. Non è moltissimo, ma meglio di nulla. Ho un coso delle luci qua. Leggi. Sarà meglio. Eric Orix 000111. Chissà che troviamo anche un bel banchetto da lavoro. Ma dov'è il cavallo? Ah, ecco là dove. Correre un po' più veloce magari. No. E qua non possiamo passare. Cazzo di giro devo fare, scusa. Tirati indietro. Facciamo un Guarda laggiù. piccolo... Sì, sembra una via d'accesso. Sì, è una via d'accesso infatti. Però io voglio guardare molto bene. Bisogna guardare bene ovunque. Questa si apre? No, chiusa.
Aspetta, prima qua dietro non ho guardato. No, non c'è niente, questo non si apre. Aspetta che guardo una... Oh, 60. Cosa... Beh, aspettiamo e... questo qui devo spingerlo qua. Anche la macchina in mezzo mi hanno messo, va bene. Era quello che volevo. Ok, non era quello che avevo in mente, ma andrà bene. Il cavallo? Qui non c'è niente. Non si apre. Non si apre. Qui non si apre. Bloccato. Va bene, allora andiamo su. Qua c'è qualcosa del furgone? No. Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Fatta. Grazie. Diamo Allora, sì, una bella occhiata perché qua ci sono 10.000 stanze e dobbiamo passarle tutte. Ah, il banco del lavoro, eccolo qua, guarda. Vediamo se c'è qualcosa qui. No, mi sono sbagliato. Sempre buona quella roba lì. Ah, qua c'è sempre il cassetto. Questo è vuoto. No, mi sono sbagliato. Allora, vediamo qui cosa si può Sembra modificare. l'ideale per lavorare. Abbiamo solo 74 pezzi. E non è che possiamo modificare proprio tantissimo, eh. Io direi di modificare questo. Dovrebbe esserci utile. Non è il massimo, però dai. Io adesso volevo tanto sapere dove è andata quella bimba minchia. Vuoto. Al massimo. Ma scusa, ma dove sei? Ah, eccoti lì. Non ti vedevo più. Sì, polvere al massimo. Poi si può andare dentro? Ehi! Luci! No, Qui qui... c'è la cura per l'umanità! C'è nessuno?
Facciamo piano finché non capiamo quello che succede. Qui ci siamo già stati, non mi sembra. Infatti. Va bene. Ah, guarda dove. Adesso di livello 4. Ah, ma è al massimo. Cioè, ah. Allora, ci segna che è al massimo. E le bende ci servono per questo e questo. Però alcol ne abbiamo poco. 75 siamo arrivati. Io direi di arrivare a 100. E aumentiamo queste qua. Velocità di cura anche quella sarebbe mica male. Velocità d'ascolto è molto utile anche questo, per carità. Facciamo questa. Eh, Perché ne ho uno solo di alcol, non voglio sprecarlo. Ah, un manuale. Manuale Molotov volume 2, maggior gittata delle bombe incendiarie. Con esplosivi incendiari è indispensabile un uso adeguato per la detonazione prevista. Armamenti da guerriglia, fabbricazione e schieramento tattico. Va bene. Molto bene, molto bene, molto bene. Però visto che abbiamo rancurato, abbiamo 79 pezzi di ricambio. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Allora, qui in giro la postazione. Mm? Ah, un altro là che si apre. Eccola qui. Bene, Bene. vediamo cosa abbiamo. Sì, però questa qua sarebbe utile. Ma quasi quasi farei. No, è questa qua, che era. Direi di far questa per attraversare le corazze. Cioè, praticamente un colpo morto dovrebbe essere. Molto Andrà bene. alla grande. Allora, andiamo avanti con la storia. Aspetta che cambio questa con questo. Devo andare per di qua. Niente di utile. Non c'è niente di interessante, solo robaccia medica. Non capisco. Sembra che abbiano fatto tutte le valigie e siano scappati. Beh, forse non tutti.
Stammi vicino. Eh no, direi proprio di no, no tutti. Qui c'è qualcosa? No, non c'è nulla. Non ci sono corpi. È un buon segno, no? Se scopriamo dove sono andati. Ah, abbiamo i nastri al massimo. Io direi di fare questo. Vabbè. Con calma passiamo tutto. Con calma. Gli infetti hanno ucciso altre 2 guardie. Ci sarà un'altra riunione sulla sicurezza del laboratorio. Qui ci sono le nostre strumentazioni, i nostri dati. Tutto il personale si è abituato a vivere qui. Condurrò un altro esperimento prima che questa incompetenza mi faccia impazzire. Bene. Come inizio non è male. Allora, noi siamo andati per di qua. Vuoto, tutto vuoto. Quanti ne abbiamo adesso? 35. Molto bene, qua continuiamo a raccogliere informazioni. Ma scusa, no, noi siamo arrivati da qua. Abbiamo fatto tutto il giro così praticamente, va bene. Allora, Merda. Probabilmente sono clicker, giusto? No, i clicker non si nascondono. effettivamente i clicker non è che si nascondano. Beh, almeno non sono clicker.
E non ci sono luci. Beh, magari nel frattempo si sono trasformati in scimmie. Cerchiamo ancora, troveremo qualcosa. Radiografia. Radiografia della cresta dei funghi sul cervello del paziente. Bellissimo. Cerchiamo bene, ma molto molto bene. Ah, guarda, qua c'è un altro. 4 bancali di strumenti di laboratorio imballati e pronti a partire. Ora resta da decidere cosa farne di voi. Il gruppo compromesso dovrà essere soppresso. Sapete che vi dico? Che si fottano. Siete state voi a sopportare i sacrifici maggiori. Se c'è qualcuno che merita di uscire vivo da qui... Ehi, state buone! Mi ha morso. Mio Dio. Fortuna che non abbiamo avuto a che fare con quelle scimmie. Non dice dove sono andate. Già, proseguiamo intanto. Ah, un coso. Leggi, no. Sedi Perkel Hickman 000231. Questa cosa si fa piuttosto interessante, direi. Al massimo. Però adesso che abbiamo trovato, io direi di farci una bella bottiglietta. E vabbè. Siamo arrivati da lì, dunque per di qui. Se stai cercando le luci, hanno levato le tende. Ma davvero? Io sono morto. O lo sarò presto. Mi sono preso del tempo per riflettere. Ci sono stati anni in cui pensavo soltanto una cazzo di perdita di tempo. Non ce la faccio più. Andiamo. Stai cercando gli altri. Sono tutti tornati all'ospedale St. Mary di Salt Lake City. Li troverai là, che tentano ancora di salvare il mondo. Buona fortuna. Sai dove si trova? Conosco la città. È lontana? Non è vicina, voglio dire, a cavallo. Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Che diavolo sono quei tizi? Non importa. So dove andare. Usciamo di qui. Gente che cerca rogne.
Cazzo. Ce ne sono altri in giro? No. Curia. Già, il nemico a destra. Aia. Ah, ma sei lì? Mi hai sparato. Ah, non ero capace di capire dove arrivavano. Porca. Dove sei? A destra. Ma erano due. Ah, è quello là, l'altro. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dov'è quel tipo? Oh cazzo! Figlio! Vabbè, facciamo questo pezzettino. Non ho. Ah, guarda, questo non l'ho neanche aperto. Cosa c'era? Avevo i nastri al massimo. Cavolo. Anche Dasha, molto bene. Ma che bastardi! Da dove mi fa partire? Ah, da qui un'altra volta. Ma che palle. Va bene, dai, con calma. Ma Ellie, puoi darmi anche una mano, eh? Oh, cazzo.
cazzo! Dove sei? Dove sei che non ti vedo più? Merda! Vabbè, sei imboscato là dietro. Oh, cavolo. Allora qua c'erano le cose di prima, anzi i nastri al massimo, che facciamo questo. Bene. Facciamo... Ah mamma mia, no no no, non voglio morire un'altra volta. Un attimo solo arrivo. Stai indietro! Ma c'era un altro in giro o sbaglio? Eccolo là. Eccolo là, dov'è? Dove è andato? Eccolo là. Oh, merda. Ma dove devo andare adesso? Abbiamo fatto il giro, ma andiamo giù allora. Dobbiamo andare giù. Ci è mancato poco. Lo salame! Compare. Questa qua sarebbe un po' più meglio. Riusciamo... No, mi servono lame che io non ne ho a sufficienza. Qua abbiamo solo 7 colpi. Oh. Aia. Oh, Marta! Oh, cazzo.
Aia. Che cosa devo fare? Ok, ora devi tirare. Tira. Ok, sei pronto? 1, 2, 3. Raggiungi il cavallo. Questi non hanno lasciato giù niente? No. Non vedo nessuno. Andiamo. Non posso correre. Joel, come va? Sto bene. Puoi occuparti della finestra? Già. Ok. Cristo. Avanti, muoviti! Ti vedo. Forza Dio. Bene, resta qui. Aggiro lo stronzo. Da lì. Erano i miei amici quelli che hai ucciso. Vieni fuori, vuoi risolverla con le cattive? Piccola stronza. Dobbiamo portarti fuori di qui. Sto bene. Non stai bene, Joel. Andiamo adesso. Muoviti. Un attimo, cioè... Qui non c'è nessuno. Veloce. Stai andando bene. Continua così. Cavolo. Qui, appoggiati a me. No. Puoi camminare? Sì. Allora cammina, cazzo! Avanti. Ecco l'uscita. Manca poco, forza. Ce la faremo? Ce la faranno i nostri eroi? Boh. Ehi! Joel! Dietro di te. Cosa? Lì. La ragazzina è Dietro, armata. cazzo! Oh, merda! Piccola stronza. Joel! Vieni, alzati! Metti il braccio attorno a me. Bene, andiamo. Giuro che se ti tiro fuori di qui, ti faccio cantare per te. Ti piacerebbe. Aspetta qui. Apro la porta. Con calma. Avanti. Che cazzo? Prendi il cavallo. Riesci a salire? Vai. E adesso? Siamo al sicuro. Joel. Joel! Ah, merda. Joel, dai. Alzati, alzati, alzati.
Devi dirmi cosa fare. Forza, devi alzarti. Joel! Inverno. Oh, che bel coniglio. Da fare al forno. Seguitemi per altre ricette. Non durerà a lungo. Lo spaventeresti? Ma dov'eri? Bene ragazzi, io mi fermo qui, vi ringrazio per la visualizzazione, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere nei vari social in modo da far crescere me, serie e canali. Ringrazio ancora per la visualizzazione, al prossimo episodio e a presto da Joker Gaming.